Quali possono essere i dolori nociplastici o anche chiamati psicosomatici? Ti spiegherò un po' queste 2 nomenclature, la differenza. Non spaventarti perché psicosomatico non vuol dire che te lo stai inventando tu nella tua testa. Sono dolori che comunque sono sentiti nel corpo, sono veri, sono creati da un sistema nervoso che è andato in ipersensibilità. Oggi andiamo a vedere in questo video, la lista è lunghissima, non sarà esaustiva perché è veramente, veramente lunga la lista dei dolori psicosomatici. Se stai guardando questo video molto probabilmente, stai soffrendo da dolori persistenti, capirai attraverso anche un test che ho a disposizione per te se ti trovi in questa casistica psicosomatica e soprattutto cosa fare da oggi, nel futuro sulla risoluzione di questa casistica. Se non mi conosci, io sono Alessio Veneziano, sono un terapista, laureato in fisioterapia. Negli ultimi anni ho lavorato con persone che soffrivano di dolori persistenti o persistenti nociplastici o psicosomatici, risolvere anche totalmente le loro problematiche attraverso un approccio non convenzionale, un approccio comunque neuroscientifico, un metodo che ho creato, mente e corpo, si chiama Neurobalance. Poi se vorrai vedere di più, su questo metodo potrai farlo attraverso il link in descrizione. Per adesso ti basterà solo capire se rientri in questa casistica, perché molte persone non sanno neanche che la loro problematica è risolvibile al 100% con un approccio totalmente diverso da quello medico convenzionale. È inutile, andare a dire che, la medicina convenzionale abbia veramente tanti, tanti limiti, ha tanti, tanti pregi, quello del evitare problematiche, diciamo, capire se la problematica è grave, quindi fratture autoimmuni, malattie autoimmuni, piuttosto che problematiche legate a tumori o a infezioni. Oggi andiamo a vedere tutte quelle altre problematiche che purtroppo non vengono risolte con la medicina convenzionale. Ho preparato una diapositiva così che tu possa vedere un po' la lista e per me è più facile darti una lista, non, ti ripeto, non esaustiva di problematiche, ma le più comuni. Andiamo direttamente alla diapositiva. Ecco i diversi modi per chiamarli, questi sintomi, puoi fare le tue ricerche e notare, soprattutto in inglese, che troverai diversi siti di cui parlano di sintomi nociplastici, o sintomi neuroplastici, o sintomi psicosomatici. Queste sono tutte nomenclature differenti ma che dicono la stessa cosa. Tension Myositis Syndrome, anche TMS, quindi l'acronimo, che arriva principalmente dal dottor Sarno. Tension Myoneural Syndrome, questo è arrivato dopo qualche decennio, dopo che si è capito che in realtà era una questione neuronale, una questione di sistema nervoso, non solo di tessuto muscolare o osseo o tendineo. Quindi queste sono sindromi e come ogni sindrome non si trova la causa. Molte volte si dice che il problema è idiopatico, ovvero che non si capisce da dove arriva. Però oggi sappiamo, grazie alla nuova neuroscienza del dolore, che questi sintomi possono essere creati da un sistema nervoso ipersensibile, creato principalmente da stress. Stress somatizzato nel corpo crea delle microinfiammazioni o delle microcontrazioni, una marea di sintomi che adesso andremo a vedere, che sono però curabili al 100% molte volte con un approccio mente-corpo. E poi sull'approccio mente-corpo ci arriveremo. Quindi queste sono le principali problematiche: mal di testa o emicrania, fibromialgia, stanchezza cronica, sindrome dell'intestino irritabile, quindi quando le persone mi dicono io soffro di cervicalgia, senso di sbandamento, però ho anche diarrea o comunque sindrome di dolori allo stomaco. E molte persone scollegano totalmente queste due problematiche come se fossero due problematiche distinte. In realtà stiamo parlando della stessa sindrome, in questo caso dolori nociplastici, che sono collegati a una radice, ovvero quella del sistema nervoso centrale. Mal di schiena o sciatica, qua vedete degli errori di traduzione perché ho preso queste risorse dal sito symptomatic.me, che è un sito americano, dove questa associazione non profit prende, mette tutte le risorse insieme e aiuta noi terapisti o comunque medici ad affrontare
questa nuova ondata di medicina della medicina psicosomatica. Vertigini o capogiri possono essere psicosomatici, dolore pelvico, anomalie visive. Qua cosa intendo? Anomalie visive, per esempio, ci sono persone che durante periodi di grande stress hanno questi sintomi del vedere piccolissime delle, delle figure, per esempio, se hai di fronte a te una persona, molte persone che soffrono di questa problematica vedono quella persona molto piccola, come se fosse un omino minuscolo, e poi magari molto grande. Queste sono anomalie visive che sono create non da danneggiamenti del nervo ottico, ma da sensibilizzazioni dei nervi o comunque dei percorsi neuronali che arrivano dal sistema nervoso centrale. Non voglio andare troppo nel complicato perché ho fatto tantissimi video nello spiegare come avvengono queste problematiche, quindi qua voglio farti solo una lista per farti capire che magari puoi rientrare in questa casistica. Andiamo avanti. Sindrome di Ehlers-Danlos. Questa è una sindrome che io non conoscevo sinceramente, ma sono problematiche di pelle, non come l'eczema o la psoriasi, che anche queste sono di natura psicosomatica nella maggior parte delle volte, anche se si chiamano malattie autoimmuni, ma io stesso soffro, ho sofferto di psoriasi e è andata molto migliorando nel tempo attraverso lo stesso approccio che uso sul dolore per i miei pazienti, per i miei clienti. Sindrome di Ehlers-Danlos, qui stiamo parlando di elasticità, problemi di elasticità della pelle e delle giunture. Cistite interstiziale, stessa cosa del dolore pelvico, anche questa che può rientrare in una casistica di dolore psicosomatico. Qua non sto dicendo che tutte le cistite interstiziali sono psicosomatiche, ma comunemente possiamo avere un caso di cistite interstiziale che in realtà ha un dolore psicosomatico. Sindrome dolorosa regionale complessa, malattia di Lyme cronica, che anche questa è una malattia autoimmune, ma ci sono molti casi all'estero di risoluzione anche totale con un approccio mente-corpo. Long COVID, Covid lungo qua, la traduzione non è esaustiva, disturbo neurologico funzionale, che qui ci sono veramente tante cose all'interno, come brain fog, mancato focus, dolore alla testa, nausea, intestino irritabile, insomma ci sono tante cose all'interno. Chi soffre di disturbo neurologico funzionale sa cosa intendo. Le persone con sintomi, anche qui ho tradotto questa cosa, diciamo, questa schermata dal sito che vi ho dato prima, neurosintomatiche.me. Se quindi volete vedere di più, vi consiglio, vi invito di andare su quel sito o sul mio sito, se volete leggerlo in italiano, perché quel sito è principalmente, anzi è solo in inglese. Il mio lavoro qui con questi video, il mio canale, è tradurre molte delle cose che ci sono in inglese, soprattutto studi scientifici, e dare al pubblico italiano le risorse che servono per ritornare a stare bene. Quindi le persone con sintomi neuroplastici o nociplastici o psicosomatici spesso possono identificarsi con una o più delle seguenti sintomatologie. Questi possono cambiare con il trattamento. Allora, qua cosa dice questa parte? Che ci sono delle caratteristiche, questi profili psicologici che sono comuni a tutte le persone che soffrono di dolori nociplastici. Una cosa che mi ha entusiasmato molto, ecco perché poi mi sono specializzato in psicologia del dolore, dopo aver anch'io sofferto di dolori nociplastici, la psicologia mi ha aiutato tantissimo a capire che a volte, anzi quasi sempre, molti dei miei clienti e pazienti hanno la stessa caratteristica, diciamo, di carattere. Eccessiva autocritica, bassa autostima, trascurare i propri bisogni, affidabilità, attenzione ai dettagli. Qui ci sono degli errori di traduzione, spero che insomma mi perdonerete per questo. Laborioso, perfezionismo, relazioni sbilanciate o tossiche, principalmente qui familiari, fattori familiari, cercare l'approvazione, stile di vita stressante, scarsa assertività, quindi è difficile dire agli altri i nostri bisogni. Quindi siamo persone che tendiamo a far tutto da soli e cercare di far tutto da soli. Ansia, depressione, evento traumatico della vita,
qua potrebbero essere anche non solo psicologici, ma anche fisici, esempio un incidente stradale, e avversività nell'infanzia, ovvero ci sono dei test, tra l'altro, che ti invito a fare, li metterò nel link in descrizione, dove puoi capire se il tuo passato infantile, nella tua infanzia, ci sono state delle cose che si sono ripercosse poi nel tuo corpo. Esempio, eh, parenti o piuttosto che genitori che sono stati degli alcolisti, per esempio, che hanno fatto uso di droghe, queste cose qua. Quindi altre condizioni che spesso sono neuroplastiche, spesso, non vuol dire sempre, ok? Perché immagino che adesso tutti quelli che soffrono di tremore, qua parlavo di tremore benigno, dicono, oh, io soffro di tremore, quindi è sicuramente neuroplastica. No, può essere anche semplicemente un'anticipazione di una malattia più grave. Ad esempio, possiamo pensare al Parkinson, ma questo nella maggior parte dei casi non lo è. Anzi, la medicina convenzionale ci serve proprio per evitare di fare diagnosi errate. Le diagnosi sono lì proprio per questo. Quando una diagnosi non c'è e quindi non si sa di che problematica ci sta soffrendo, questa parte qui, questo video ti servirà. Quindi diagnosi alternative, sindrome da affaticamento surrenale, ci sono veramente tantissime diagnosi qua. Ne dico qualcuna: sensibilità chimica multipla, allergia multipla ai farmaci, sindrome da sovracrescita batterica. E questa è una parte di diagnosi alternative. Prendiamo un esempio di genito urinario, prostatite cronica, vulvodinia, se ne parla moltissimo, nevralgia del pudendo, ne ho seguiti diversi con la nevralgia del pudendo, con ottimi risultati, sindrome da congestione pelvica, minzione frequente, qua nella parte neurologica, tremore benigno, sindrome da visione al computer, qui sono traduzioni in inglese che sicuramente in italiano si chiamerà diverso, nevralgia occipitale, soprattutto per quelle persone che soffrono di dolore mandibolare, dolore alla testa, anche qui ne ho seguite diverse, vertigini percettive posturali persistenti, nevralgia post-erpetica, sindrome post-commozione cerebrale, quindi questo post-trauma. Anche qui ne ho seguite diverse. E la mia ragazza, tra l'altro, è una di queste persone che ho anche seguito. Parte di cardiologia, per esempio tachicardia sinusale inappropriata, dolore toracico non cardiaco, quindi qua stiamo parlando di problematiche che sì sono nella sfera della cardiologia, ma che non hanno nulla di problematico nel cuore o nel sistema cardiovascolare. Fenomeno di Raynaud, qua stiamo parlando di problematiche cardiovascolari dove l'estremità delle dita vanno a diventare, soprattutto col freddo, anzi solo col freddo, bianche. Questa anche la mia ragazza ne soffre, guarda caso, in solo periodi stressanti. Sindrome da tachicardia posturale ortastica. Salute mentale, i classici, ansia, depressione, disturbi alimentari, disturbo ossessivo compulsivo, attacchi di panico, disturbo da stress post-traumatico, sindrome da astinenza prolungata. Questa parte di salute mentale è molto molto frequente perché stiamo parlando di problematiche che sono create da stress e da somatizzazioni, quindi ovviamente problematiche di salute mentale vanno a coesistere con problematiche corporee. Orecchio, naso e gola, sindrome della bocca urente, qui ne abbiamo seguiti diversi, tosse cronica, sensazione di soffocamento o nodo alla gola, dolore cronico ai denti e alle gengive. Anche qui stiamo parlando di problematiche che il dentista ha già visto, il medico odontoiatra ha già visto, ma non ha trovato nulla di grave. ATM, parte della mandibola, disturbo temporomandibolare, tinnito, quindi sensazione di acufene, gastroenterologia, bruciore di stomaco cronico, sindrome del vomito ciclico, e qui possiamo andare veramente tanto avanti. Nel muscolo scheletrico praticamente stiamo parlando del 70% delle problematiche, dolore articolare cronico, dolore cronico al collo, tendinite cronica, fascite plantare, lesione da sforzo ripetitivo, sindrome del piriforme, qui stiamo parlando di sciatalgia, parestesie. Molte persone arrivano ad avere parestesie e pensano che ci sia una problematica nel cervello.
tutte queste problematiche sono escluse, quindi ovviamente siamo andati dal neurologo, dal reumatologo, chiunque ti ha visto e ti ha detto guarda che qui non c'è nulla. E invece sono appunto, non invece, sono appunto di natura differente, psicosomatica o comunque mh, neurologica, ma dove non c'è un danno, ma c'è solo una sensibilità ulteriore. Nella pelle io sono un esempio, eczema cronico, io soffro di psoriasi, eczema cronico, orticaria, prurito, iperidrosi, e qua stiamo parlando di effluvio telogeno, sinceramente non so cosa sia. Insonnia, sensibilità chimica multipla, l'abbiamo già detto. Qua ipersensibilità al tatto, al suono, all'olfatto, alla luce, agli alimenti e ai farmaci. Tantissime persone soffrono di queste problematiche insieme a altri dolori, quindi questo è utile saperlo che se ti ritrovi in una o più di queste può essere psicosomatico. Ci sono delle domande frequenti a cui voglio rispondere, anche queste domande erano nel sito che vi avevo detto prima. Quali sono i sintomi neuroplastici? Ce ne sono veramente tantissimi e non potevo inserirli tutti, sono veramente, veramente tanti e ti dirò, magari se non ho menzionato qualcosa di cui tu soffri, come andare a fare il test e capire se puoi rientrare, te lo dico tra qualche secondo. Come si manifestano i sintomi neuroplastici? Principalmente dopo un periodo di grande stress. Questo lo vediamo molto molto spesso e poi vanno ad aumentare durante il tempo e si vanno a non solo aumentare, ma a diffondere in tante aree del corpo, magari anche differenti, dove la medicina convenzionale non ha trovato nulla. Come posso sapere se i miei sintomi sono neuroplastici? C'è il test. Nel primo commento trovi il test del dolore nociplastico, scusami, con delle varie domande dove puoi rispondere e vedere in base al punteggio se ti ritrovi. Lo stress e le emozioni possono davvero causare sintomi fisici? Assolutamente sì. Stress e emozioni possono causare sintomi anche molto intensi. Infatti, molte persone che sentono questa parola psicosomatico inizialmente hanno questa sorta di sentono questa parola e dicono non è assolutamente così, sento i miei dolori veramente nel collo, nella parte pelvica, come se in realtà questa parola dovesse dire che te li inventi questi sintomi, invece no, sono reali, possono essere anche molto intensi. I sintomi neuroplastici sono tutti nella mia testa? Come ti ho detto, no, sono nel sistema nervoso centrale, quindi cervello che si ramificano con tutti i neuroni, tutti i nervi in tutto il corpo. Ricordo che il cervello è la parte centrale, insomma, del sistema nervoso centrale e che si va a ramificare su tutti gli organi del nostro corpo. Come vengono diagnosticati i sintomi neuroplastici? In Italia purtroppo non ci sono molti dottori che fanno diagnosi di questo tipo, ma quello che facciamo noi terapisti è diamo la medicina convenzionale, diciamo, il primo input di non avere problematiche che posso trattare gravi, quindi non tratto problematiche gravi come fratture piuttosto che problematiche principalmente autoimmuni, piuttosto che cancro, tumori. In questi casi o da impatto, quindi acuti e non cronici dopo i 4 mesi. Quindi queste diagnosi devono essere prima fatte da un medico. Se queste cose non ci sono, allora si possono andare per esclusione a dire queste sono problematiche nociplastiche, neuroplastiche. E all'estero ci sono sempre più medici che hanno avuto una specializzazione utile per fare queste diagnosi. In Italia siamo ancora in pochissimi. Quali trattamenti sono efficaci per i sintomi nociplastici? Trattamenti mente-corpo, approcci mente-corpo. Nel mio caso il metodo si chiama Neurobalance e mettiamo insieme sia dalla parte fisica che dalla parte psicologica e soprattutto della parte educativa, ok? I sintomi neuroplastici possono scomparire, sì, se il sintomo è nociplastico o neuroplastico può guarire anche del 100%, anche se te lo sei tenuto per decenni, perché il sistema nervoso va ad essere, diciamo, va a essere ribilanciato e riequilibrato e siccome questi sintomi non sono dati da una problematica
puramente strutturale, organica, quindi non c'è un danneggiamento, l'importante, insomma, è iniziare e vedere fino a che punto puoi arrivare. Non è un caso, insomma, che puoi avere anche un sintomo che diventa allo 0% dopo 3, 6, un anno, 3, 6 mesi, un anno di percorso. Io sono un esempio di questi, soffrivo di dolore al cervicale, 5 anni, la medicina convenzionale mi diceva sempre di fare fisioterapia, stretching, rinforzo muscolare, quello che è, insomma, i soliti esercizi del fisioterapista, non ero guarito fino a che non ho capito queste connessioni. Come l'ho capita all'inizio attraverso delle letture, quindi l'educazione è veramente il primo passo della terapia. Se ti ritrovi in quello che ti sto dicendo, sei comunque curioso, curiosa di sapere se il tuo sintomo rientra in questi dolori, vai al link in descrizione o nel primo commento, lì ti ho messo un link dove puoi cliccare, fare, leggere le domande, prendere appunti su una su carta e noti in base a quel punteggio se puoi rientrare in questo dolore nociplastico. Se sì, riceverai delle mail da parte mia per capire di più come procedere su questo tragitto, su questo percorso. Fammi sapere se ci sono domande in particolare che ti sono venute in mente durante questo video. Cercherò di rispondere a tutti, leggo tutti i commenti, non sempre riesco a rispondere, ma mi fa piacere avere un vostro feedback dalla vostra parte. Di nuovo, io sono Alessio Veneziano, fisioterapista, terapista di Veneziano Therapy, e il mio metodo si chiama Neurobalance. Per ulteriori informazioni puoi vedere tutto in link in descrizione. A presto e nel prossimo video.